ripartire dall'inizio, ecco, da questa attesa così grande che con Ruggero abbiamo sempre avuto in questi lunghi anni, che lei non arrivava. Ecco, io ero abbastanza più, come dire, non è che lo vivessi in un modo proprio come una sofferenza, questa mancanza di figli, invece Ruggero proprio soffriva molto, lui non riusciva a concepire il matrimonio senza figli. Per cui quando dopo 11 anni di attesa Chiara è arrivata, è stata una grande gioia indescrivibile. Con il suo arrivo abbiamo avvertito di più la grazia del sacramento del matrimonio. Questa figlia completava la nostra unione e aumentava l'amore tra di noi. Ma Chiara cresceva bella, sana e ci dava tanta gioia. Ma abbiamo avvertito subito nell'anima che Chiara non era solo figlia nostra, ma prima di tutto era figlia di Dio. E come tale dovevamo crescerla nella sua libertà. In fondo lasciava sempre passare l'amore, anche quando era piccina, non lo so, io delle volte ero un po' severo, forse troppo, e allora anche un po' impulsivo, perciò delle volte pretendevo da Chiara quell'obbedienza subito, no? E lei in certo qual modo mi aiutava, no? Mi aiutava a capire che devo darle un po' più tempo, no? Come faceva la mamma, ecco, la mamma mi dava questo spazio, magari diceva no, ma poi dopo, con una riflessione, diceva il sì, ecco, io invece ero un po' così, ecco. Io direi subito che è stato proprio un fulmine a ciel sereno, perché è vero che Chiara accusava questo dolore alla spalla, ecco, già da un po' di tempo, ma era discontinuo, per cui lei non si lamentava, sino a che poi a questa partita che diceva da fare una partita a tennis, dal dolore le è caduta la racchetta, lei è tornata indietro così, allora lì abbiamo dovuto prendere anche proprio la decisione di farla visitare, di far vedere, ecco, ma subito non si sono accorti i medici di questa gravità, quindi è stata lei che a un certo momento dice io mi voglio ricoverare perché voglio sapere quello che ho. Niente e nessuno ci faceva pensare a una diagnosi tanto sconvolgente. E quando esce Chiara, sempre col suo sorriso, dice devo fare ancora un'altra visita lì, mamma, ma poi arrivo. E il medico che era dietro di Chiara gli dice, siete i genitori? E sì. Ha detto, vostra figlia ha un tumore, un osteosarcoma, i peggiori che si siano, i più dolorosi. Ecco, io lì sento un dolore, accuso proprio un dolore così forte che non si può descrivere a parole. Mi sono sentita morire. Ecco, però con Ruggero ci siamo subito stretti vicini uno con l'altro e ci siamo detti solo lui può aiutarci a dire il nostro sì. Abbiamo chiesto alla Madonna con forza che tenesse Chiara per mano, perché era lei che doveva incominciare questo calvario. Ecco, ci pare di poter dire veramente che l'ha fatto, perché l'ha presa per mano in quel momento e l'ha tenuta sino all'ultimo, l'ha accompagnata sino all'ultimo. Una storia sconvolgente, Chiara Luce. Quando Chiara è arrivata, camminava lentamente come se volesse temporeggiare di dire alla mamma quello che aveva saputo. Ecco, quando è entrata per la porta le dico, Chiara, com'è andata? E lei senza guardarmi in volto ha detto, ora per 2 volte non parlare, non parlare. E si è buttata sul letto così com'era, col suo copertore, con gli occhi chiusi. Io avrei voluto dirle tante cose, poi vedrai, ma dovevo rispettare il silenzio che lei mi aveva chiesto. Ecco, vicino sopra Chiara c'era un orologino
E io avevo guardato e erano trascorsi appena 25 minuti, ma sembravano ore. Ecco, Chiara ad un certo punto si è voltata col suo sorriso di sempre, con l'espressione dei suoi occhi, delle cose così, e dice: mamma, ora puoi parlare, ora puoi parlare. Io non avevo più niente da dire, non avevo più niente a questa risposta così. Avevo capito, perché la vedevo prima dall'espressione del suo volto, tutta la lotta che faceva per dire questo sì, perché non si poteva dire sì a Gesù solo nella gioia, ma anche nel dolore. Ecco, improvvisamente era trasformata come prima. Allora io, guardandomela, dicevo dentro di me: ma Gesù, ora Chiara ha detto il suo sì, ma quante volte te lo dovrà dire, quante volte cadrà Gesù? Ecco, ma Chiara ci aveva impiegato 25 minuti a dire il suo sì e non si è più voltata indietro. Noi non possiamo non dire che questi 2 anni di malattia di Chiara sono stati 2 anni più benedetti da Dio, perché vivevamo come sollevati da terra, come se uno salisse su un aereo, no? Salisse su un aereo, poi dopo guarda giù, vede le nuvole, vede la terra molto in alto, no? Ecco, noi vedevamo i nostri dolori, che erano tanti, i dolori di Chiara, c'era tutto, ma erano laggiù. Ecco, non ci toccava, ecco, questa era questa presenza di Gesù. Certo, poi c'era qualche momento che forse Gesù ci lasciava la mano, no? Era come se uno si sentisse precipitare, ecco, ma c'era la certezza che poi sarebbe aperto questo paracadute, dico io, ma questa mano di Gesù che ci faceva di nuovo tornare in quella dimensione così. Lei intanto mi preparava, ecco, io le avevo chiesto un giorno: Chiara, non so, forse fra una settimana, un mese, tu partirai per il tuo paradiso, per il tuo cielo, dici come ci dobbiamo comportare io e papà, perché rimarremo un po' smarriti, le ho detto, quando non ci sarei più. Allora lei guarda stupita così e dice: mamma, guarda, non ti preoccupare, tu segui Dio e poi hai fatto tutto. Ecco, con queste consegne, con queste preparazione, c'era una serenità, una cosa incredibile che forse stupirà anche le persone, però era questa la cosa che dobbiamo dire. Ecco, poi mi ricordo, ecco, gli ultimi momenti di Chiara, proprio che lei curava in particolare tutto, ecco, che io in un certo momento le ho chiesto proprio: ma c'è la Madonna con te? E lei, che quasi non poteva più parlare, ha fatto un sorriso e ha fatto un cenno col capo, come dire: c'è, ecco qui con me. E io le ho risposto: senti Chiara, allora appoggia il tuo capo sulla sua spalla e riposati un po'. E quindi mi ha detto a un certo momento, con il sorriso di sempre che le era ritornata di nuovo sul suo volto, mamma, ciao, sii serena, perché io lo sono. Ecco, però quando Chiara poi è terribile, come dire, per una madre che sino a poco tempo prima ha sempre parlato con questa figlia così, io sentivo che aveva ancora tante cose da dirle a Chiara e lei altrettante a me. Ma è terribile sentire che Chiara non respira più, non risponde più. Ecco, e con Ruggero lì così, in quel momento che Ruggero dice: non c'è più, non la sentiamo più, non la vediamo più. Allora ci siamo inginocchiati in terra e abbiamo recitato il credo, perché quello è un momento difficilissimo. C'è il rischio anche di perdere, io penso, la fede, e questo ci ha aiutato molto, questo recitare questo credo, che era di nuovo il dire il nostro sì a Dio anche in questo momento così. Ma poi ho guardato Ruggero e le ho detto: è vero che non la vedremo più, però
Ho detto, l'abbiamo accompagnato sino alle porte del paradiso. Le porte si sono aperte, lei è entrata. Noi non possiamo ancora, non siamo potuti entrare. Però, le ho detto, Ruggero, l'amore resta. L'amore che abbiamo avuto per Chiara, lei il suo, è già entrato. Un pochino con lei ci siamo entrati, perché l'amore non muore, l'amore resta. È veramente